Paste fresche si può utilizzare la farina di grano tenero, perché immagino che per farina bianca intendiamo la farina di grano tenero. Ognuno ovviamente rispecchia e rispetta anche il proprio territorio. In Sicilia siamo stati sempre produttori di grano duro e il grano duro per eccellenza è il grano migliore per fare la pasta e riusciamo anche a realizzare delle paste ovviamente senza l'utilizzo di uova, ok? Quindi senza dover aumentare le proteine. Laddove si produce la farina perché il grano è tenero, ovviamente si è dovuto aumentare il livello delle proteine e quindi l'aggiunta delle uova, altrimenti la farina non tiene. Questo accade per esempio in Emilia, gli impasti emiliani sono molto ricchi di uova, questo accade in Piemonte dove addirittura per fare i taglierin, che sono degli spaghettini molto sottili tagliati al coltello, si utilizzano talvolta 30, 50, poi dipende da ogni cuoco, insomma quello che ha sviluppato, rossi, quindi tuorli d'uovo per chilo di farina. E con le farine nostre di grano duro questo non è necessario nel momento in cui andiamo a realizzare formati corti, cioè hanno un'ottima tenuta di cottura, ma non sarebbe possibile realizzarli con le farine di grano tenero, quindi senza le uova. Ovviamente nel momento in cui ci avventuriamo in un percorso di paste ripiene e quindi sfoglie più sottili o formati lunghi, tipo tagliatella, appunto, spaghettone, insomma, là dobbiamo tassativamente intervenire con le uova. Un altro formato che tiene, ma insomma non è parte della tradizione siciliana, sono appunto delle specie di vermicelli lunghi, no? Un po' tipo i pisci toscani. Questo tiene la cottura, però diciamo che non è parte della nostra tradizione. Io ovviamente li ho provati un po' tutti i formati in questo percorso. Un altro formato che tiene bene sono gli gnocchetti, no? Cioè la realizzazione dello gnocchetto e ovviamente dico è una pasta un po' più callosetta, però è molto gradita laddove si devono fare delle... come? I tempi di cottura, diciamo, per le paste corte un paio di minuti e poi un passaggio in padella, perché è bene sempre mantenere la callosità, sì. Io personalmente sì, un passaggio in padella, insomma, non lo escludo mai. Questi sono gli gnocchetti, è un altro formato ovviamente molto più rapido. Dico, chi vuole produrre una pasta del genere in famiglia, nel momento in cui impari, no, a farlo rapidamente con la mano, qua non c'è farina, ho bisogno un po' di farina di sfoglia. Ovviamente dico questo è molto più sbrigativo.